L'ARPA illustra lo stato di salute dell'ambiente regionale, si scopre che l'acqua di pianura ha una qualità superiore di quella di montagna, risultato sorprendente che dipende dal degrado dell'ecosistema. Il gas radioattivo naturale è presente quasi ovunque in regione, ma in modo particolare nell'alta pianura friulana sul Carso triestino, una sessantina i casi di sforamento dei limiti, una bonifica costa da 100 a 1000 euro. Il Friuli Venezia Giulia sembra risentire maggiormente rispetto alla media globale planetaria dei cambiamenti climatici. Se la media di incremento della temperatura è di 7 decimi di grado nell'ultimo secolo, in Friuli Venezia Giulia sta salendo di 3 decimi di grado ogni 10 anni, ossia più del doppio della media planetaria. Cosa sta accadendo nella nostra regione, che è interessata da cambiamenti climatici repentini? Direi proprio di sì, la nostra regione sembra risentire di più dei cambiamenti climatici rispetto alla media globale planetaria. Sappiamo che, abbiamo sentito tutti che la temperatura media del pianeta è salita di circa 7 decimi di grado nell'ultimo secolo, che negli ultimi decenni è salita di circa 1 decimo di grado, 1,3 al decennio. Ebbene, i dati rilevati nella nostra regione ci mostrano che qui da noi la temperatura sta salendo di 3 decimi di grado ogni 10 anni, quindi più del doppio della media planetaria, quindi un impatto dei cambiamenti climatici, una portata dei cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia veramente rilevante. E questo perché secondo lei? Questo perché le zone alle medie latitudini e ancor di più le zone montane o vicino alle aree montane sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici. Difatti, se andiamo in quota nelle stazioni più di montagna, il fenomeno diventa ancora più sensibile. Per i prossimi mesi, i prossimi anni qui in Friuli che cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci innanzitutto a livello di impatti e degli impatti significativi che già in parte stiamo vivendo, ma questi impatti possono riguardare non solo l'aumento della temperatura, una variazione del regime delle precipitazioni che a loro volta comporteranno diversi problemi, per esempio di inquinamento atmosferico, forse un po' di meno in inverno ma forse di più in estate per via dell'ozono, comporteranno problemi di carattere sanitario sulla salute umana, pensiamo all'aumento della mortalità nell'estate del 2003 che è stata così calda, o la diffusione di nuove malattie, problemi nella disponibilità dell'acqua, problemi nella gestione delle aree costiere con l'erosione, l'intrusione del cuneo salino, quindi anche la nostra regione risentirà fortemente, e sta già in parte risentendo, degli impatti del cambiamento climatico. Le proiezioni per il futuro, sapete che sempre questi scienziati riuniti nei gruppi mondiali fanno le simulazioni verso la fine del secolo, ecco, queste proiezioni ci dicono che in Friuli Venezia Giulia ci prospettano un aumento della temperatura ancora più significativo, dell'ordine dei 3-4 gradi come media annuale, particolarmente sensibile in estate, un'estate che potrebbe essere più calda addirittura di 5-6 gradi rispetto a quello che era nel secolo scorso. L'acqua di pianura ha una qualità superiore rispetto a quella di montagna, è il risultato inaspettato dell'indagine dell'ARPA sullo stato di salute delle acque della nostra regione. Ci sono dei dati che emergono dallo stato di salute delle acque, dati inaspettati. Sì, per certi aspetti inaspettati, nel senso che la popolazione pensa che in montagna l'acqua sia di qualità migliore e magari a valle, in laguna, sia tutto inquinato. Non è così, nel senso che in montagna troviamo la qualità degli ecosistemi abbastanza degradata dalle derivazioni idriche, dal fatto che ancora un livello di depurazione di qualità non è ancora maturato, anche i corsi d'acqua profondamente modificati dal punto di vista geomorfologico, mentre in pianura quello che riscontriamo è un'alta presenza di nitrati di provenienza agricola, prevalentemente di provenienza agricola. Queste acque si sono inquinate in profondità e naturalmente dopo la linea delle risorgive riemergono inquinate. La novità è che gli ecosistemi, i fiumi e la laguna fanno il loro dovere, cioè funzionano bene, funzionano ancora e soprattutto svolgono una depurazione abbastanza efficace. Qualità delle acque sotterranee è naturalmente connessa all'acqua che beviamo, perché in Friuli per fortuna abbiamo tanta acqua e, come abbiamo detto, molta parte di questa è inquinata, però le sorgenti che vengono utilizzate per la distribuzione dell'acqua potabile, la maggior parte sono di buona qualità. Senta, altro nodo, polveri sottili. Nuove sorgenti di inquinamento della qualità dell'aria stanno emergendo, in particolar modo la legna, l'utilizzo della legna, che sarà
un ricorso molto più importante di un tempo per ragioni di economia, perché oggi al di là di tutto bruciare legna costa di meno che approvvigionarsi attraverso il metano, però al tempo stesso dovremmo fare in modo che la popolazione, la gente si abitui a usare meglio. È possibile anche molto migliorare la combustione e abbattere il carico inquinante, che è veramente notevole. Sono una sessantina nella nostra regione i casi di superamento del livello di radon rilevati nell'ultimo periodo dall'ARPA. La riduzione della dispersione energetica degli edifici e il miglioramento dell'isolamento termico facilitano l'accumulo del radon indoor. L'ARPA ha effettuato diverse campagne di misurazione del radon, gas radioattivo naturale, che è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigaretta, ed ha rilevato oltre 60 casi di superamento dei livelli di azione del radon. Ma quali sono le zone in cui si riscontrano le maggiori concentrazioni? Ora l'OMS dice di non superare, dà come indicazione praticamente il livello di 100 becquerel. Sì, 100 becquerel per metro cubo è l'indicazione che dà l'OMS, dice 300 se proprio non si può fare a meno, queste naturalmente sono indicazioni, non sono legge. Sì, la nostra regione in linea di massima è una regione che ha una concentrazione elevata di radon rispetto ai dati italiani e anche rispetto ai dati europei. Stiamo come media vicino a 100, 96 becquerel a metro cubo. Ci sono delle zone che hanno più rischio di essere, in cui le abitazioni rischiano di più di essere elevato contenuto di radon, e sono l'Alta Pianura Friulana, il Carso Goriziano e Triestino. Ma questo non vuol dire che in queste zone non ci siano abitazioni che non hanno nessun problema, ce ne sono moltissime naturalmente, e che non ci siano invece d'altra parte abitazioni con problemi in altre zone, cioè c'è l'uno e l'altro, è solo una questione di probabilità. Suggerimenti? Suggerimenti soprattutto per chi abita in queste zone che ho nominato, fare la misura nella propria casa, perché in ogni caso una casa è diversa dall'altra, farla nel periodo indicativamente invernale, fare misure di lungo periodo, almeno 3-6 mesi, e verificare se hanno qual è la loro concentrazione di radon. Se la concentrazione si rivela alta, in linea di massima è facile rimediare e anche abbastanza economico. Interventi che possono essere in un'abitazione possono andare dai 100-200 euro ai 1000 euro, 1500, difficilmente si va più su. Ad esempio, come si può intervenire? Ma per esempio se avessimo un'abitazione in cui c'è un intercapedine fra il piano più basso, fra la caldana e il suolo, come normalmente è perché c'è una norma edilizia del 91 che lo prevede, spesso basta forare questa intercapedine e aerarla perché non è aerata, oppure se questo non è sufficiente aspirare dall'intercapedine aria con dei piccoli aspiratori da 20-40 watt, quindi che sia come costo di impianto che di esercizio come aver acceso sempre una lampadina, non è un grande costo.